E siamo in questo luogo bellissimo. Io mi sento dentro un film qua dentro, un film che rievoca periodi del 1885, 85. l'anno in cui ebbe Inizia la storia inizia la storia di questo luogo. di questo luogo. Dove siamo? A Via Grande. Siamo a Via È Grande un paese alle pendici dell'Etna. e questo è l'antico, Bar di Via Grande. e come si chiama il nome? Urna. Urna. Gran Caffè Urna. Siamo con Salvo, proprietario di questo bellissimo luogo, perché alla ricerca, voi lo sapete, già l'abbiamo raccontato, a Palermo l'abbiamo pure fatto vedere, alla ricerca del caffè più buono abbiamo fatto un grande sondaggio e alla fine è uscito il caffè più buono del catanese, lo fanno al Gran Caffè Urna. Ecco, sì. E quindi ovviamente, quindi complimenti, avete, Grazie, grazie. ora lo degustiamo, lo facciamo in Certo, diretta. certo, certo. Poi Nel alle- frattempo lo abbiniamo con dei biscottini che sono pazientini, che è diciamo una specialità di qua proprio del paese di Via Grande e sono stati proprio per la prima volta fatti qua in questo bar. Ah, e come si chiamano i Sono biscotti? dei pazientini, sono dei biscotti piccoli che diciamo li fanno uno a uno, per questo si chiamano pazientini. Sono Penso che vuole pazienza per farli. ci vuole molta pazienza per farli. tu dovresti essere E sono paziente dei di biscotti mangiare o no? Anche alle per mandorle. mangiarli ci vuole pazienza pure per mangiarli. No, per mangiarli no. Possiamo essere più veloci. Sì, siamo molto più veloci. Ottimo. Allora, Salvo, ovviamente questo bar oggi, oltre al bar, vedo che c'è questa bella sala, quindi si può anche pranzare. Sì, quindi, sì, ovviamente l'offerta. Sì, ecco la Si può pizzeria, anche- la pizza siciliana che diciamo si dice siciliana, che è stata anche inventata qua. Però c'è un dubbio tra qua e Zafferana, però Là, qua siamo. credo che siamo qua. Siete cugini come fai. sì. Poi si può anche ballare, ho visto che c'è un bellissimo Sì, impianto sì, stereo di sì, quelli. sì. Con Stupendo. la musica diciamo di altri tempi. Guarda, riprendi bene il primo 45 giri che c'è sopra ed è un'ora sola ti vorrei, quindi le migliori feste comunque questo jukebox è bellissimo. Oh, quindi c'è tanta storia, chissà quanti personaggi famosi sono passati da questo. Un sacco, un Ah, sacco. allora, che Un fa? sacco di personaggi famosi. Ah, sì. Presidente della regione siciliana, che viene spesso qua, l'ex presidente, Luigi Ex? Mesci, Ok, è un nostro vabbè. cliente, e il cavaliere Urna Ah, vedi, è Urna- diventato cavaliere grazie al re Vittorio Emanuele, e gli ha dato proprio il titolo di cavaliere, diciamo. Perché il caffè che faceva qua. Sì. Allora non potevamo finire in posto Io meglio. l'ho detto, il mio caffè è là, cioè c'è gente, no, ma perché non vai? No, io lo sapevo. Scendiamo anche sotto. Andiamo giù a provarlo, seguiteci. Quindi, poi bellissima struttura, vedo anche che l'arredamento è assolutamente in linea con, guardate qua, questo bellissimo bancone e abbiamo il nostro, Questo è il bar che è stato ristrutturato da un anno e mezzo fa circa. Questi sono tutti panettoni artigianali e ora vi faccio vedere i pazientini. pazientini, con tanta pazienza. Salve. I pazientini, Sono ma questi qua. immaginati Ora a dopo uno a li uno, assaggiamo. a uno, bisogna avere tanta pazienza. Guardate che bellissima pasticceria, dolci che ci sono. L'arancino, no, giusto? C'è L'arancino, no. arancino, no, Arancino, arancino, giusto. arancino. Certo, Stai attento. Questo qua. qua non sbagliamo. Che sono al sugo, al burro, agli spinaci, alla glassa, al pistacchio. Di tutto e di più. Di tutto e di più. Comunque è bellissimo, complimenti. Poi questo bellissimo bancone e abbiamo qua il nostro amico Ezio. Ezio, vero? Ezio, vero? Ezio, guardate il bel sorriso che ci farà il più buon caffè di Catania. Il catanese ci hanno detto lo fanno in questo bar. Dal sondaggio. Prendi anche un po' di pazienza. Posso? Certo, Posso so che fare c'è il pure caffè? una tecnica buonissima nel fare il caffè. Certo, la tecnica guarda. è importantissima, oltre il caffè e gli ioni che abbiamo. Voglio dire, guardate che bella, quando uno dice si fregge di una bella medaglia al petto, fai vedere bene la medaglia al petto cosa riporta. Ezio, girati un po'. Ionia caffè, quanto è buono questo caffè della famiglia Raciti. Oh, guarda, abbiamo un signor Raciti, quindi giustamente lei il caffè non è che dice vado a provare, no, io vado nei posti, siete una garanzia in un luogo che dà garanzia.
Ma So, mi ricorda un Raciti che Anche- conosciamo? anche- Ma io non Sì, anche lei so. somiglia a un anche altro per- Raciti che conosciamo. Sì, un certo Alessandro. Alessandro. Non lo sì. teniamo più ormai, come No, vi ho no, detto no, lei. sì, sì, non lo teniamo più. Qua i titolari di questo locale, esattamente, guardano soprattutto la qualità dei prodotti in maniera proprio esagerata Ma molte si vede, volte. entrando già Però- si capisce. Però ottengono i risultati. Certo. Ottengono i risultati. È solo con la qualità. Ecco, questi sono Ah, i qua ci sono i pazientini, posso offrirvi un pazientino? Certo, Fate certo. come se fosse a casa vostra, va bene? caffè uno solo. Allora, no, uno facciamo anche gli altri. Questi sono pazientini, come ci diceva Salvo, Sono perché forti con le mandorle. mandole a 1 A 1-1. Cioè, tipo, certo. quindi la produzione non è ai livelli dell'azienda di Ionia che No, ormai no, quanto caffè fanno per No, poi si fanno in modo soddisfare. tradizionale a 1-1, come facevano anticamente. Ancora qua. oggi. Sì, li facciamo sempre. Io provo come sempre. Sono buonissimi. Che sono croccanti. Sono veramente Uno tira buoni. l'altro, uno tira E l'altro. infatti ne mangio l'altro, guardate. Io purtroppo sono già zuccherato per natura. Guardate. Stefano, prendi anche tu così. E qual era la tecnica? Ci stava raccontando qual è Ecco. la tecnica? Qual è la tecnica per fare questo caffè Ionia Ora buonissimo? lo facciamo in diretta. Allora devi girare. Ah, posso farlo? Posso girare? Certo. Ok, però prima mi prendo il caffè, un attimo. Aspetta, un pazientino, pure il pazientino. Pazientino. Ma qua siamo nel quartier generale del nostro amico Ezio. Possiamo che ci iniziare a fare il caffè allora. Dai, vediamo questa Carico preparazione. dell'acqua importantissimo. Battuta. Per una persona naturalmente una battuta. Si stringe abbastanza forte con pressione. Gira il caffè. Mettiamo la tazzina sotto. 20 secondi circa e sarà pronto. Che cosa si differenzia? Cioè, il caffè, quando dice lo voglio Da- più lungo, lo voglio più Certo, stronzo, ci lo sono voglio tante più... tipologie, ci sono quelli ristretti, quelli più lunghi, dipende anche dalla macinatura, dall'umidità che c'è. Di solito perché il caffè è già di ottima qualità, è un caffè di ottima qualità, quindi già siamo avendo un ottimo caffè viene naturalmente, è importante che la macinatura al momento, certo, questo è fondamentale. E il caffè è pronto, Diciamo che è un rito. è un rito il caffè. Guarda, cioè già si vede Il colore infatti. marrone, sì. Questo è il colore giusto. Viva il caffè con tutto il rispetto verso questi caffè americani, le bevate. Ma quanto ci vale un caffè italiano? Questo è il caffè, il vero siciliano. caffè. Il è vero questo. caffè siciliano è il caffè Il Ionia. caffè Ionia. Evviva Gran Caffè E Urna, per questa grande accoglienza Certo, e per la scelta della qualità che la si vede in Ionia. Ionia. Va bene, io mi mangio un altro... Andiamo a mangiare il Sì, pazientino. perché ogni tot questo... Chiamano i pazienti.